Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti, nuovo video. Sono a Cadoneghe, in provincia di Padova. Come ogni primavera il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, organizza delle visite gratuite o quasi per chi è socio FAI. Per chi è socio FAI paga, io lo ero, quindi quest'anno pago, ma lo faccio per voi, ok? Solo per voi. Se riesco, più che altro, perché ho paura che qualche macchina mi butta sotto. Sigla. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Almeno il FAI poteva pagarmi per questi video. Sto scherzando, ma non mi sarebbe dispiaciuto. Una piccola informazione sulla Villa da Ponte. La Villa da Ponte era proprietà di un'antica famiglia veneziana, per l'appunto i da Ponte. Niccolò da Ponte fu l'87° doge della Serenissima, ragazzi. Una curiosità che a me è piaciuta: il nostro doge ha studiato all'Università di Padova, probabilmente Ca' Foscari dove essere ancora fondato. Ca' Foscari l'Università di Venezia, per intenderci. Una bella curiosità, perché ha studiato filosofia per diventare doge o prepararsi a diventare doge. Niccolò da Ponte fu l'87° doge della Serenissima. Quindi ragazzi, una famiglia molto importante. Interessante come esternamente non è così appariscente come ci si può aspettare. D'altronde era la dimora estiva. Però ragazzi, vi assicuro che quello che mi ha lasciato stupefatto, e lo vedrete assolutamente, è la sala da ballo. Incredibile, incredibile. Vi faccio notare su una cosa: l'esterno semplice, anche l'oratorio molto semplice, poi entri dentro e vedi tutt'altro. Incredibile. Questa veramente, ragazzi, è una bella chicca, ricordatelo, e il vostro pseudo youtuber ve la fa vedere. La mia espressione dice tutto. Sì, ragazzi, che dire, anche questa è andata. Venite con me per la prossima avventura.